Oggi abbiamo consegnato i doni dell'iniziativa La Bicicletta delle Solidarietà, che è un'iniziativa benefica che ho portato a termine quest'estate girando la costiera adriatica da Lignano fino a Pesaro con un carretto pianoforte trainato da una bicicletta. Ogni sera nelle varie località balneari suonavo raccogliendo dei soldini a cappello proprio per la clinica pediatrica di Udine, e oggi abbiamo consegnato tutte queste attrezzature che sono soprattutto attrezzature che serviranno per la musicoterapia in fasce. Ecco, con me ha collaborato e mi ha sostenuto l'associazione ABIO, che è l'associazione Bambino in Ospedale, che sono dei volontari che operano proprio nella clinica pediatrica. Operano in che maniera? Facendo sì che il ricovero ospedaliero del bimbo sia in maniera più leggero e meno traumatico possibile, e quindi mi auguro veramente che questi giochi, queste attrezzature che ho donato servano a rendere proprio meno traumatico il ricovero ospedaliero del bimbo. Bravi musicisti per suonare con le zampogne le canzoni di Natale, e sono stati accompagnati da bellissimi doni che sono prevalentemente orientati verso la musica e l'ascolto, e questo per i bambini è un segnale molto importante perché gli educa ad ascoltare prima di tutto e anche ad apprezzare la musica. Ci troviamo nella sala giochi dei bambini della pediatria. Ci sono tanti giochi per i bambini più piccoli e un'altra stanza vicina per i bambini più grandi. L'associazione ABIO aiuta questi bimbi a vivere l'ospedale come se fosse una loro casa.